Insieme alla famiglia, mio papà e mia mamma hanno consentito a donarle. Io scherzosamente ci hanno detto le lenti a contatto, però almeno non è stato vano e può salvare due persone. Un pezzettino di Stefano Angonese continuerà a vivere in altre persone perché i genitori del tredicenne, travolto e ucciso da un pirata della strada, hanno consentito a donare le cornee del loro figlioletto, ma soprattutto continuerà a vivere nei cuori di tutte quelle persone che l'hanno conosciuto lo spirito di questo ragazzino sempre con il sorriso sul volto, con tanti amici, amante della bicicletta. Eravamo legati nel cuore e nell'anima. Discordavamo su alcune cose, però il nostro principio era sempre uniti. Com'era Stefano? Era un ragazzo curioso, non amava proprio la scuola, però aveva la dote che se un argomento gli interessava veramente, se lo approfondiva da cima in fondo. E poi andava sempre in bicicletta con i suoi amici, tanto che mi ricordo ancora tutte le volte che suonavano i suoi amici in cerca di mio fratello. La casa era sempre piena di amici. A casa era sempre piena, facevano campo base e poi partivano, solo che ormai adesso, cioè, la sua bicicletta, sono stato l'ultimo a metterla via. Il suo futuro sarebbe stato aprire un'officina di bici. Infatti lui si smontava il freno, cambiava le marce, anche tutto da solo senza mai chiamare i genitori. Là lo stimavo per quello perché si dava sempre da fare, aveva già l'idea chiara cosa vorrebbe fare. Cosa gli vorresti dire adesso? Bocchia, io chiamavo sempre Bocchia. Bocchia, so che sei lassù, ci sono anche tutti i tuoi nonni, ma ricordati che lì puoi ambire di più con le tue passioni perché non hai i miei freni, te sei libero lassù, anche se non sei più tra noi, resta felice lassù per noi.